Degna Casarini. Esperia Conegliano, numero 4 Luca Desteri, numero 5 Marco Casagrande, numero 6 Edoardo Ronca, numero 10 Matteo Michelin, numero 11 il capitano Luca Marsura, numero 12 Tommaso Tintinaglia, numero 13 Matteo Solfa, 14 Alberto Bosco, con il 15 Lorenzo Rinaldi, 16 Luca Lenticeo, 17 Alberto Baleviera, con il numero 18 Tobia Zanchetta. Capo allenatore Alberto Fuser, primo assistente Mattia Francesco, secondo assistente Matteo Bizzonato, accompagnatore Carlo Cattanelli. Gruppo Sbeg Caole, numero 0 Matteo Mazzarotto, numero 4 il capitano Rubi Matteo, numero 6 Giacomo Martin, numero 7 Niccolò Toffolo, numero 9 Jacopo De Marchi, numero 11 Marco Parisatti, numero 14 Andres Casio Turn, numero 17 Luca Pauletto, numero 19 Mattia Dose, numero 22 Giacomo Tronchin, numero 24 Edoardo Battistone, numero 30 Riccardo Truccolo, capo allenatore Alberto Zorzi, primo assistente Marco Bravin, preparatore atletico Andrea Dotto, medico societario Mario Di Bari, accompagnatore Fabio Boruzzo, addetto agli arbitri Massimo Pauletto. Adesso c'è la presenza anche del mini basket Livio Caunes, accompagnato dalle istruttrici Sara Bruno ed Eva Rossignoni. Ah, devo mettere il punteggio? Sì, sì. Facciamo così, perché io metto Ritz. Sono anche Ritz vuoi? Solo mettere il punteggio. Volentieri, che ho paura che poi non mi rincoglionisco. Se devo fare... aspetta che recuperiamo. Spiegami. Vado fin giù a prendere il cielo. Ho trovato sedia. Probabilmente sì. Questo qua è il quarto Ok. di casa. Ok, devo far più o meno immagino. No, te lo scrive. Ah, te lo devo scrivere. Praticamente 0, 2, lui se cambia, Ok. lui se cambia in diretta. Ok. Praticamente da sola, vedete cambia. Punti casa, punti ospiti. E il tempo cambia da solo. Ah, ok, va bene. Guarda che devo cambiarlo io, metto il secondo, terzo. Per parlare possiamo parlare normalmente? Per parlare basta quando parla la 2 Sì, per parlare, metti davanti qua. Io sarei in commento tecnico. Sciabolata morbida. Destro secco. Però di solito è la prima voce quello che impazzisce. Sarebbe tranquillo e buffo. Ma io sono venuto a sentire i commenti. Tu sei The Voice, stavi tranquillo. Mi ha detto che anche succede con gli altri. Mi ha detto che hanno tirato male, se no avrebbero visto. Sai che adesso è partita secca, quindi può succedere di tutto. Sicuro siamo favoriti. Ma io non dico un cazzo. Ah sì, perché sto scrivendo. Using my words as if they hit and heard that shit that make me not wanna pass to her. Niggas be killing me, acting like they ain't telling me. Niggas be killing me, acting like they ain't telling me. Magari. Niggas be killing me, acting like they ain't telling me. Know when they walking them, acting like they ain't telling me. Niggas be killing me, acting like they ain't telling me. Nobody busting them guns.
quanti punti hanno di media? Ma quanta distanza devi parlare? Tanta o poco? Andiamo? Sì, come no? Diamo il quintetto iniziale delle due Buonasera a squadre. tutti e benvenuti alla gara 2 dei quarti di finale di playoff del campionato di C-Silver. Un saluto a tutti da Ruggero Toffoletto E Gianmarco Tamassi. Partiamo subito con i quintetti. Per Conegliano il numero 4 Deste Luca, con il numero 6 Ronca Edoardo, con il numero 10 Michelin Matteo, con il numero 17 Bariviera Alberto e con il 18 Zanchetta Tobia. Per i padroni di casa invece il capitano, il numero 4 Rubin Matteo, il numero 9 De Marchi Jacopo, l'11 Parisatti Marco, il 14 Turn Ignacio Andrés e il 30 Truccolo Riccardo. Qualche secondo di attesa e gli arbitri partiranno, daranno il via alla partita con la palla 2. Palla contesa quindi vinta da Conegliano. Ecco Ronca con la palla in mano e la passa al numero 10 Michelin. Subito intercetto da parte di Tour che va a inchiodare la schiacciata con le mani. Ignacio, 2 punti. Subito un grande gesto atletico di Ignacio che non è nuovo a questa esplosività in contropiede. Zanchetta con il tiro da 3 che non va e la palla esce, possesso Caorle. Gara 2 che si preannuncia interessante data il punteggio della prima gara finita 76-73 per Conegliano. De Marchi sale con la palla. La passa a Ignacio che la passa a Rubin. Sotto per Ignacio. Fuori per Parisatti che finta il tiro. Tira il tiro da 2, sbaglia. Rimbalzo preso dal numero 17 di Conegliano, Bariviera. Tiro da 2 tentato da destra e non entrato. Rimbalzo preso da Parisatti, il Caorle si sposta velocemente in attacco. Bomba! Il capitano Matteo Rubin. Bomba! Parziale di 5-0 per il Caorle nel primo quarto a 8:36.
palla sotto per Zanchetta, molto probabilmente fallo del numero 30 del Caorle, Riccardo Truccolo. Primo fallo personale. Primo fallo nelle file del gruppo Smeccaurle, il numero 30 Riccardo Truccolo. Deste riprende la palla, in post sotto, non va il tiro da 2, il rimbalzo di Michelin, rimbalzo in attacco, altro fallo del Caorle, primo fallo personale per Turn, secondo fallo di squadra. Fallo del numero 14 gruppo Smeccaurle, Nacio, primo fallo personale, secondo fallo di squadra per il gruppo Smeccaurle. Ancora palla per Deste che gioca ancora in post contro Rubin e questa volta il tiro da 2 di Deste. 2 punti. Conegliano si sblocca quando scoccano gli 8 minuti Luca Deste del primo quarto. Ancora tiro da 3 del capitano, questa volta corto e la palla esce, possesso Conegliano. Michelin chiama lo schema, si fa ridare la palla, passa la palla a Bariviera, Ronca con il tiro da 3 che non va, rimbalzo di De Marchi che passa la palla a Rubin, il Caorle è subito in attacco, tiro da 3 di Truccolo, non va, rimbalzo in attacco di De Marchi, rimbalzo in attacco di Ignazio che però calpesta la linea di fondo, possesso Conegliano. Sì, ritmo alto fin dai primi minuti, punteggio su 5-2. Ed ecco Conegliano che si affaccia nella metacampo offensiva, Bariviera ancora con la palla in mano, la passa a Ronca, dentro per Deste, sotto per Zanchetta, 2 tiri liberi, fallo dell'11, Parisatti, 2 tiri per Zanchetta. fallo del numero 11 gruppo Smeccaurle, Parisatti, primo fallo personale, terzo fallo di squadra per il gruppo Smeccaurle. Primo libero a segno per Zanchetta, Conegliano che riduce le distanze a 2 punti, 5-3 per il Caorle, a 6,59 dalla fine del primo. 2 su 2 dalla lunetta 2 su 2. per Zanchetta. Passaggio in lunetta pieno, per così dire, per Zanchetta, 5-4 per il Caorle. Palla sotto per Ignazio, gioca a spalle a canestro, non va il tiro con un probabile contatto, rimbalzo di Truccolo, sfortunato tiro da 2 di Turn che entra e esce dal canestro, Conegliano subito in attacco ed è sfondamento da parte di Deste su De Marchi. Fallo in attacco, buon fischio qui degli arbitri. Fallo di sfondamento per il numero 4 del Speria Conegliano, Luca Deste, primo fallo personale. Primo personale per Deste per Conegliano e primo fallo di Conegliano nel quarto. Luca Deste è un giocatore che ha fatto male alla squadra di casa nelle 2 precedenti partite durante la prima fase, con 13 punti di media e 8 in generale durante la stagione. Può riprendere il gioco, De Marchi si fa consegnare la palla da Parisatti, si porta nella metà campo offensiva. Truccolo detta il passaggio, ma Turn preferisce entrare con un fallo, molto probabilmente del 17, Bariviera Alberto. Fallo del numero 17 dello Speria Conegliano, Alberto Bariviera, primo fallo personale, secondo fallo di squadra per l'Esperia Conegliano. Rimessa dal fondo con Turn che prende la palla, la passa De Marchi, esce dai blocchi, Truccolo,
bomba di Riccardo Truccolo. Tripla! 4 per il Caorle a 6 minuti dalla fine del primo quarto. Due punti per Ronca. Conegliano che riduce a 2 punti le distanze, quindi 6 Conegliano e 8 Caorle. Ora uno scambio tra i due migliori realizzatori delle rispettive squadre, tripla di Truccolo, risponde Ronca e ora Parisatti. In precedenza Parisatti prende un ottimo rimbalzo offensivo e segna 2 punti per il Caorle che si porta a più 4. Tiro da 3 di Conegliano del numero 17 Bariviera che riduce le distanze a 1, a 5,22 dalla fine del primo, Caorle 10, Conegliano 9. Ecco Caorle che organizza l'azione difensiva, non c'è intercetto ed è palla persa da parte di Caorle. Cambio nelle file della squadra. Cambio per il Conegliano, esce Zanchetta ed entra il numero 13 entra il numero Solfa 13 Matteo. Solfa. Deste a prendere la palla, chiama il blocco dello stesso Solfa appena entrato e prova il movimento in post, non riesce il passaggio sotto a Michelin e palla persa di Conegliano. Ecco De Marchi che nuovamente si riporta nella metà campo offensiva, passa la palla a Rubin, ecco Truccolo che esce dai blocchi, scivola ma riesce a riprendere la palla, un tiro senza senso da 3 corto, il numero 17 Bariviera a riprendere, c'è un fallo. Allora, il numero 4 il gruppo Sbeccaule, il primo Fallo del capitano, time out. primo fallo di Rubin, primo fallo personale, siamo quindi a 4 falli di squadra per il Caorle, 2 per il Conegliano, a 4,29 dalla fine del primo quarto, con il Caorle avanti 10-9. Chiamato da coach Zorzi, probabilmente il coach di Caorle voleva parlare e sistemare qualche dettaglio nella metà campo offensiva. Riprende il primo quarto con 4 minuti e 29 secondi alla fine, punteggio di 10-9 per il gruppo. I quintetti Sbeccaule. riprendono il campo di gioco con le stesse 5 unità per parte. Ecco Michelin con la palla per Conegliano, parla per Ronca che trova il tiro da 3, non va, rimbalzo offensivo di Deste che passa la palla e poi la riceve, ripassa ancora fuori per Ronca, Bariviera al tiro da 3, non va, rimbalzo difensivo di Turn per il Caorle. De Marchi già nella metà campo offensiva, passa la palla a Turn, la prende Rubin, Turn porta il blocco, non va il passaggio sotto di Rubin, contropiede Conegliano, tiro da 2 di Solfa che non va, ma l'arbitro ha visto un fallo. 2 punti per l'Esperia Conegliano. Convalidato il canestro per interferenza. Esce il capitano Rubin. Esce il capitano Rubin per Caorle ed entra il numero 7 Toffolo.
appunto in precedenza non un fallo, bensì convalidato un canestro per interferenza. Conegliano che opera il sorpasso quindi per 11-10. Non va il tiro di De Marchi su probabile contatto, l'arbitro dà una spiegazione. Sì, Ruggero, questa spinta sulla schiena doveva essere segnalata dagli arbitri. Comunque Carle ottiene la rimessa nella metacampo offensiva. De Marchi riprende la palla, Truccolo esce dai blocchi, prova il tiro da 3, non va. Attenzione, fallo tecnico. Probabilmente a Riccardo Truccolo. Fallo tecnico, numero 30 del gruppo Smeccaule, Riccardo Truccolo, secondo fallo personale. Zorzi, giustamente l'allenatore del Caorle, fa notare la diversità di falli per il Caorle, che ha 5 falli mentre Conegliano solo 2 a 3,34 dalla fine del primo quarto. Bariviera in lunetta, il primo assegno, unico tiro dato il fallo tecnico. 1-1 per Conegliano quindi che allunga a 12, il Caorle ancora fermo a 10 punti. Ronca che prende la palla, prova il tiro da 2, non va, rimbalzo ancora difensivo di Tour che sposta velocemente la palla in attacco per De Marchi. Tiro da 2 probabilmente che non va, palla per il numero 10 Michelin subito nella metà campo offensiva, tiro da 3 di Michelin stesso che non va, rimbalzo difensivo di De Marchi. Ritmi altissimi nelle ultime 2 azioni con dei tiri ignoranti alla Gianluca Basile, entrambi non vanno a bersaglio. Palla sotto per Parisatti, prova il movimento in post, scarica fuori per Tour, tiro da 3 che non va, corto, rimbalzo difensivo di Conegliano, subito in attacco. Tiro da 3 di Ronca, non va, rimbalzo difensivo di Toffolo. Fase molto concitata della partita, senza però vedere il tabellino aumentare. Un punteggio. Tiro da 3 di Toffolo che non va, quasi rimbalzo offensivo di Turno, ma la palla poi torna nelle mani di Conegliano. Deste che scarica per Ronca, Ronca che prova l'entrata, stoppata di Parisatti, tutto regolare. L'allenatore di Conegliano che chiede all'arbitro delucidazioni sulle cambio nelle file Smeccaule. Escono il numero 9 De Marchi ad uscire per il Caorle De Marchi e Parisatti, ad entrare con il numero 0 Mazzarotto Matteo e il numero 24 Battistone Edoardo. Esce invece Ronca per il Conegliano con il 6 Tintinaglia ed entra Tintinaglia Tommaso con il numero 12. Quasi intercetto da parte di Caorle, però l'arbitro giustamente rileva un'infrazione il piede e quindi la palla torna nelle mani di Conegliano con 14 secondi nell'azione. Punteggio sempre fermo sul 12-10 a 2-5 dalla fine del primo quarto per Conegliano. Parla fuori per Tintinaglia che mette la bomba su assist di Solfa e Conegliano che allunga più 5. Battistone passa la palla a Toffolo, Toffolo che cerca sotto Mazzarotto, che vuole giocarsi sotto canestro. Bomba! Riccardo Truccolo! Bomba! Su assist di Matteo Mazzarotto, Caorle che riduce di distanza a 2 punti. Bel lavoro di Mazzarotto qui in post che trova nell'angolo il bomber del campionato, Riccardo Truccolo, per una tripla dall'angolo. Subito fallo in attacco, molto probabilmente di Toffolo. Fallo del numero 7 del gruppo Smeccaule, Nicolò Toffolo, primo fallo personale. Primo personale. Squadra in bonus. Michelin in lunetta, primo tiro che entra.
Conegliano 16, Caorle 13 a 1:19 dalla fine del primo quarto. Secondo tiro libero che non va per Michelin e rimbalzo difensivo per turno, sempre presente sotto le planche. Mazzarotto riceve la palla e la passa a Truccolo, fuori per Toffolo che entra, tiro da 2 che non va, rimbalzo difensivo di Tintinaglia che sposta subito la palla per Deste, rimasto da solo. 2 punti in contropiede per Deste, Conegliano quindi 18, Caorle 13 a 50 secondi dalla fine del primo quarto. Sì, qui è mancata la transizione difensiva della squadra di casa. E nel frattempo tripla col fallo Riccardo Truccolo, un po' fortunato, ha trovato la tabella, ma sono punti che danno ossigeno alla squadra di casa. Fu un ambolico Truccolo con un po' di fortuna che non guasta mai. 3 tiri, gioco potenziale da 4 punti. Esce il numero 17 Cambio nelle file Barriera ed entra il numero 16 Lenti. Esce il numero 17 Barriera e il numero 4 Deste. Esce anche il numero 4 Deste. Gioco potenziale da 4 punti che si realizza Casagrande. e quindi Caorle che riduce a una sola distanza 17-18 a 37 secondi dalla fine del primo quarto. Il numero 5 Casagrande è rientrato al posto di Deste. Lenti Ceo prova il movimento in post, non va. Tiro da 2 stoppato di Solfa, stoppato da Mazzarotto, Matteo. Arrivano i 10 secondi finali del primo quarto, Caorle che gioca con il cronometro. Palla a Battistò, attenzione sotto canestro, si agganciano Mazzarotto e Tintinaglia. Fallo in attacco di Mazzarotto, primo personale. Gli arbitri che si consultano un secondo, tutto ok. Rimane fallo di Mazzarotto. Caorle in bonus, quindi a 3 secondi dalla fine è rimessa dal fondo. Un fallo qui evitabile da parte di Mazzarotto, lontano dalla palla, che concede l'ultimo tiro del quarto a Conegliano. Michelin in contropiede con una preghiera che quasi va. Finisce il primo quarto col punteggio di Finisce il primo quarto, Conegliano avanti 18 e Caorle 17. Primo quarto molto tirato, le squadre sono corse da una parte e dall'altra, ma poche realizzazioni. Gara molto delicata. Sì, durante il primo quarto il ritmo è stato altissimo, forse anche troppo, molti tiri presi in transizione e questo potrebbe essere a vantaggio del Conegliano che di solito fa del ritmo alto una delle sue armi. La squadra di casa deve essere brava ad abbassare il ritmo e cercare di giocare a metà campo.
Conegliano che rientra in campo con il numero 10 Michelin, il numero 16 Lenticeo, il numero 13 Solfa, il numero 12 Tintinaglia, il numero 5 Casagrande. Caorle si oppone invece con il 30 Truccolo, il 14 Turn, il numero 24 Battiston, il numero 7 Toffolo. Sfortunato sotto, Turn che non va, riprova ancora sotto il movimento da 2, non va. Rimbalzo di Solfa. Grande movimento in precedenza di Nacho con il suo spin move sul fondo, marchio di fabbrica. Sbaglia però l'appoggio, la cosa più semplice. Bel movimento sotto canestro di Matteo Solfa. Bel movimento di Solfa in post basso, 2 punti. Truccolo che riceve palla ma la smista fuori subito a Toffolo, gioco a 2 con Mazzarotto che riceve palla sotto da Battiston, fallo in attacco chiamato dall'arbitro a Mazzarotto, direi opinabile. Da parte di Matteo Mazzarotto. Generoso il fischio degli arbitri. Mazzarotto, giocatore molto fisico, aveva un vantaggio contro l'esterno di Conegliano, punito. A 9 minuti dalla fine del secondo quarto Conegliano è ancora avanti 20-17, ultima decisione arbitrale discutibile. Tripla di Tintinaglia. Conegliano che allunga a 23, Caorle ancora fermo 17. Fase delicata per il Caorle, quasi palla persa di Battiston. Lenticeo intercetta con la gamba. Cambio nelle file dei padroni di casa, esce Nacho e rientra. In precedenza errore della difesa di Caorle che ha lasciato inspiegabilmente libero un tiratore come Tintinaglia dall'arco di 3 punti e ci ha punito. Riceve palla Truccolo, subito punta l'area. Altro fallo chiamato dalla terna arbitrale, dal duo arbitrale, perdono. Fallo del numero 12 del Spere Conegliano. Fallo del numero 12 Tintinaglia. Fallo personale. Non sembrava molto evidente. Truccolo riceve palla, prova a fare la finta. Tiro da 3 di Truccolo e mette anche questa, Riccardo Truccolo. Caorle che riduce a 3 lunghezze la distanza a 8-13 dalla fine del secondo quarto. Truccolo sempre funambolico. Lenticeo prova il tiro da 3, non va. Parisatti prende il rimbalzo. In contropiede 2 punti di Mazzarotto su assist di Toffolo. Ma lasciatemi dire che gran palla di Nick Toffolo, che passaggio. 22 Sbecaule, 23 Conegliano. Palla persa da Michelin, recuperata da Battiston. Quasi palla persa ancora da Battiston. Truccolo che manifesta il suo dissenso, per così dire, per l'ultima azione del Caorle che ha quasi portato la palla persa. L'allenatore di Conegliano, Fuser Alberto, chiama time out a 7:36 dalla fine del secondo quarto.
Partita che riprende con il possesso per il Caorle. Palla sotto per Parisatti contro Lenticeo, non va il tiro da 2 di Parisatti, Lenticeo parte in contropiede, palla per Casagrande, tiro da 3 a segno di Casagrande su assist di Lenticeo. Punti Marco Casagrande. Conegliano che allunga nuovamente a +4, 26 a 22 a 7 e 8 dalla fine del secondo quarto. Truccolo riceve palla, quasi palla persa per Rocambola sul numero 12 Tintinaglia. Il gruppo Speccaule. Rientrano in campo De Marchi che esce Battistone, entra De Marchi, entra Rubin per Toffolo nelle file del gruppo SME Basket Carlo. Truccolo riceve palla, prova il tiro, finta il tiro, contatto di Bariviera non rilevato dal duo arbitrale, palla sotto per Lenticeo quasi recuperata da De Marchi. Truccolo con grande esperienza si fa tamponare dal difensore, ma gli arbitri non fischiano. Coach Zorzi decide di dare qualche minuto di pausa a Truccolo ed entra nelle file del Caorle Pauletto. I giocatori si parlano nei momenti di stacco per la pulizia del campo, anche gli allenatori si consultano con i propri giocatori, i propri team. Tutto ok, si può riprendere il gioco. Palla sotto per Tintinaglia che segna, subisce anche un fallo di Parisatti. Il numero 11 padrone di casa Parisatti. Al secondo personale. Secondo fallo personale. L'arbitro viene richiamato al tavolo. La situazione falli penalizza la squadra di casa. 9 falli di squadra per il momento per il Caorle contro i 4 del Conegliano. Solfa entra Esce Solfa per Conegliano Bosco. ed entra Bosco Alberto. Cambio Esce Mazzarotto ed entra con il numero 22 Tronchi. Entra Tronchi. Tiro da 2 dovrebbe essere valido, giusto Gianmarco? Sì. 7 secondi sul cronometro per Conegliano, prova il tiro da 3, Tintinaglia non va, riceve il rimbalzo, De Marchi che subito si fionda in attacco con un tiro da 2 che non va, ma tutto regolare, no? Palla fuori sì per Conegliano, quindi De Marchi che ha qualcosa da dire all'arbitro. Ora i ragazzi non devono sbagliare, non devono aumentare in maniera frenetica il ritmo, ma dobbiamo iniziare a usare la testa. La partita è lunghissima. Tintinaglia ancora da 3, Conegliano che adesso allunga a 31, Caorle fermo a 22 a 6 minuti dalla fine del secondo quarto. Palla sotto per Tronchin. Tiro da 2 di Tronchin, bel movimento di Tronchin su assist di Rubin. Eh sì, quando Jack Tronchin rolla non ce n'è per nessuno, questo è il suo movimento. 2 punti. Tiro da 3 di Lenticeo, a segno. 3 punti per Lenticeo. Conegliano che allunga più 10. Tiro da 3 di De Marchi, non va.
Palla per Bariviera che la dà a Lenticeo. Casagrande prima prova il tiro, poi ci rinuncia. Palla ancora a Lenticeo. Chiama il blocco. Di Bosco. Tiro da 3 di Lenticeo, non va. Rimbalzo in attacco di Bosco. 2 punti di Lenticeo. 2 punti per Lenticeo e fallo di Parisatti. Gran gioco da 3 punti del numero 16 che si è gasato con la tripla messa a segno in precedenza. 4,49 alla fine del secondo quarto, punteggio di Smekaule 24. Coach Zorzi è 36. costretto a chiamare time out. Conegliano allungato a 12 distanze, quindi 36 a 24. Momento delicato per la compagine Carlotta, chiamata ora a recuperare 12 lunghezze. Forza ragazzi, nulla ancora perduto. In nulletta Lenticeo. Il tiro addizionale Luca Lenticeo. Tiro addizionale a segno. 37 Conegliano, 24 gruppo SME Basket Caorlea, 4,45 dalla fine del secondo quarto. Tiro da 3 di Rubin, non va. Rimbalzo ancora in attacco di Rubin che prova il tiro da 2 a segno. Caorle che si sblocca con 2 punti del capitano. 26 a 37. Grande reazione d'orgoglio del capitano Matteo Rubin che suona alla carica per i suoi. Altro fallo chiamato a turno che non sembra molto gradire la chiamata arbitrale. Esce nel frattempo per la Vigor Conegliano il numero 12 Tintinaglia. Quarto fallo di squadra. Ed entra il numero 6 Ronca. 5 Casagrande. 5 Casagrande. Panchina del Caorle che incita i nostri ragazzi. Possesso ancora per Conegliano. Palla fuori per Ronca, sotto per Lenticeo che gioca un mismatch contro Rubin, tiro corto, rimbalzo preso da Turn che non si intende purtroppo con De Marchi e Caorle perde un'altra palla sanguinosa. Bosco prova il tiro da 2, stoppato da un positivo Trompin. De Marchi, tiro da 2, a segno. A sua volta coach Fuser della Vigor Conegliano chiama time out con il Caorle che riduce le distanze 28 a 37. Grande De Marchi H. Dema, speriamo che questo canestro lo metta in partita, per lui 12,7 punti durante il campionato.
Squadre che dovrebbero essere rientrate in campo con gli stessi effettivi. Palla da Casagrande per Lenticeo, serie di blocchi sotto canestro, palla per Ronca che la sposta a Casagrande, contatti in post basso, palla per Lenticeo, tripla, non va, rimbalzo offensivo di Bosco, tiro da 3, non va di Bariviera e rimbalzo difensivo di Rubin. Paoletto riceve da De Marchi per Turn che la smista, De Marchi ancora, Rubin esce dal blocco, tiro da 2 del capitano e a segno ancora il capitano, 2 punti servono come il pane per Caorle che riduce a 7 distanze. Il capitano che qui recupera una palla, lui che ne ha viste tante di partite playoff e lui che ci sta portando ad accorciare le distanze. Fallo del 5 del Vigor Conegliano, ottimo fallo in questo caso perché era in condizioni di mismatch contro il 14 Ignacio Turn. Esce appunto poi Casagrande, entra ad est ed esce tiro da 3 di Rubin a segno, ancora lui, ancora il capitano. E andiamo, meno 5, Speccale 32, Spede Conegliano 37. Che giocatore il capitano, 7 punti per lui in media in campionato e credo ne abbia fatti 8 solo lui nelle ultime 3 azioni della squadra di casa. 2 punti. Bosco riesce a passare oltre le braccia di Tronchin, segna altri 2 punti, molto probabilmente il tiro di Rubin prima era da 2, quindi Conegliano 39, Caorle 32 a 1,40 dalla fine del secondo quarto. Tiro da 2 in post basso di Turn che usa saggiamente il suo gioco sotto canestro contro Lenticeo, 34 a 39. Fallo di Paoletto su Michelin che va in lunetta per 2 libri. Ingenuità qui di Paoletto, classe 2000, che manda in lunetto Michelin. Primo libero a segno per Michelin, secondo non va, rimbalzo difensivo di Turn, sarà già credo a 10 rimbalzi il Turn o poco ci manca. Quasi palla persa, tiro da 3 di Rubin che non va, rimbalzo quasi offensivo, purtroppo non preso da Turn con una mano sola. Tiro da 2 di Lenticeo a segno. 50 secondi. Conegliano che allunga ancora 42-34 a 46 secondi dalla fine del secondo quarto. Stoppata di Lenticeo su Paoletto, ma palla recuperata, quindi rimbalzo offensivo da Tronchin che segna 2 punti per il Caorle. Molto presente sotto canestro sia difensivamente che offensivamente Tronchin. Il capitano Matteo Rubin a sua volta recupera palla in difesa. Discrepanza di 2 secondi tra i 2 cronometri. Scocca ora il 10° secondo. De Marchi prova l'entrata, finta su Bosco, non va, rimbalzo offensivo di Tronchin, prova il tiro ma non va. Finisce il secondo quarto col Punteggio finisce 42 per Villa Vigor Conegliano, 36 per il Caorle. Secondo quarto molto combattuto, squadre che hanno aumentato le loro percentuali. Caorle che si è un po' risollevato da una fase non semplice. Espegna Conegliano 5 falli.
Siamo addirittura d'arrivo dell'inizio del terzo quarto. Le due compagini stanno affinando gli ultimi dettagli. Caorle che si presenta in campo con il seguente quintetto: il numero 22 Tronkin, il numero 14 Turn, il numero 4 il capitano Matteo Rubin, il numero 30 Riccardo Truccolo, mentre Conegliano si ripresenta in campo con il numero 10 Michelin, il numero 18 Zanchetta, il numero 4 Deste, il numero 17 Baldiviera ed il numero 6 Ronca. Riprende l'incontro. L'arbitro fa segno che si può riprendere, tutto a posto. Michelin a ricevere da Ronca, chiama lo schema offensivo. Deste riceve. Finta il blocco, Zanchetta, non va, il tiro di Deste, recuperato rimbalzo da Turn, molto presente questa sera sotto canestro. Palla sotto, ricevuta da Turn sul passaggio di Truccolo, tiro da 2 di Tronkin, non va purtroppo, rimbalzo di Deste, attenzione, c'è un invasore di campo Rotondo. Sì, hai detto bene Ruggero, trattasi di un pallone. Momento di gloria e riprende la partita. Per il pallone, esattamente. Conegliano riprende la palla, Deste la smista ancora per Baldiviera, stoppato da Rubin, rimbalzo difensivo di Tronkin. De Marchi riceve la palla, la porta su, Rubin da sotto palla, Turn, gioco di spalle e tiro da 2 punti di Turn sotto canestro, altro bel movimento del lungo Carlotto. Gran canestro di Nacho che manda al bar Ronca e con la sua mano sinistra appoggia 2 punti. Palla intercettata ancora da Rubin, palla però no, rimane in possesso di Caorle. Baldiviera perde una palla sanguinosa per Conegliano, punteggio sempre che vede Conegliano avanti 42-38. Cambio nelle file della Vigor Conegliano, esce il numero 17 per la Vigor Conegliano, Baldiviera, rientra Lenticeo col 16. Lenticeo. 8:35 alla fine del terzo quarto, De Marchi riceve la palla, Rubin esce dai blocchi, tiro da 2 a segno del capitano su assist di De Marchi. Partita solidissima di Matteo Rubin, rubo anche in difesa con le palle recuperate e ovviamente in attacco con il suo tiro mortifero. Tiro da 3 senza ritmo, provato da Zanchetta, non va, rimbalzo però offensivo di Deste che gioca in post ma sbaglia il movimento. Fase concitata ma palla che finisce nelle mani di De Marchi. Caorle che riduce 2 punti le distanze, 42-40, 8 dalla fine del terzo quarto. De Marchi prova il movimento, fallo, dovrebbe essere del numero 6 se non vado errato. Fallo del numero 6 Ronca, del Vigor Conegliano. Speria Conegliano, Vigor Conegliano, primo fallo personale per Edoardo Ronca. De Marchi in lunetta per 2 liberi. Forza Jacopo. Primo libero a segno per il playmaker triestino. E il secondo libero a segno, 2 su 2. Numero 9, gruppo speciale, Jacopo De Marchi. De Marchi, dopo aver segnato i 2 liberi, è però costretto momentaneamente a uscire. Cambio nelle file del gruppo Smacaule, Rientra Niccolò Toffolo. Probabilmente De Marchi deve farsi medicare. Di 42 pari nel terzo quarto.
Siamo perfettamente pari, a quota 42 a 7,50 dalla fine del terzo quarto. Lenticeo prova l'entrata, Truccolo difende. Palla sotto per Michelin che finta il tiro su Toffolo. Tiro da 2 punti di Michelin. Per Matteo Michelin. Tiro forzato ma cercato. Riceve sotto palla, turn contro Lenticeo, si rinnova il duello, fuori per Toffolo. Blocco portato da Tronchin. Rubin riceve la palla, tiro da 3, corto, non va. Lenticeo riprende il rimbalzo. Fallo molto probabilmente di Giacomo Tronchin. 2 tiri liberi in arrivo per il numero 16 della Vigor Conegliano. Il numero 22 del gruppo Smeccale, Giacomo Tronchin, primo fallo personale. Cambio nelle file della squadra ospite, esce il numero 18 Tobia Zanchetta ed entra il numero 13 Matteo Solfa. Giocatori che si spiegano un attimo sotto canestro, ma tutto a posto e Lenticeo può tirare i 2 liberi. Due tiri per Lenticeo, che è stato il protagonista dell'allungo nel secondo quarto, segna il primo. Coach Zorzi non d'accordo con la chiamata arbitrale. Secondo libero non ha segno, quindi Conegliano 45, Caorle 42, 7 dalla fine del terzo quarto. Un altro passaggio rischioso da parte di Toffolo. Dobbiamo evitare questi passaggi, ragazzi. Si possono trasformare in sanguinose palle perse. Toffolo riceve da Tronchin che smista poi a Rubin. Intercetto di Lenticeo che segna poi 2 punti in contropiede. Coach Alberto Zorzi, evidentemente non soddisfatto, chiama time out sul punteggio di 48 Conegliano, 42 Caorle. Sì, il coach costretto a chiamare un altro time out per un nuovo mini allungo di Conegliano che si porta in avanti di 6 lunghezze. Coach Alberto Zorzi del gruppo SME Caorle, non so se si è sentito, ma si è fatto vigorosamente sentire a sua volta dai suoi giocatori, chiamatogli a riprendersi, diciamo. Li ha spronati. Caorle che adesso riprende il possesso. Coach Zorzi ancora discute con gli arbitri su qualche chiamata precedente. Toffolo riceve palla per Truccolo, finta il tiro da 3, prova l'entrata, chiamata arbitrale, arbitri che richiamano alla calma i giocatori. Fallo del numero 13 della Vigor Conegliano, Matteo Solfa della Vigor Conegliano, con il primo personale manda in lunetta Truccolo del gruppo SME Basket Caorle con 2 liberi. Primo libero a segno di Truccolo che riduce a 3 le distanze. 2 su 2 dalla lunetta per Riccardo Truccolo. Precisissimo come sempre Ricky Truccolo.
il miglior realizzatore del campionato, lo ricordiamo, ha mantenuto una media di 20,1 punti a partita. Tiro da 2 sbagliato di Solfa, probabilmente stoppato da Tronchin. Truccolo prova il movimento in post, fallo di Ronca, evidentemente non d'accordo con la chiamata arbitrale. Fallo del numero 6 della Vigor Conegliano. Ronca al secondo fallo personale. Ronca, secondo fallo personale. Fallo sacrosanto, il numero 6 degli ospiti si allaccia al numero 30 dei locali, Riccardo Truccolo. Chiamato fallo in attacco a Tronchin. Numero 22 Giacomo Tronchin, secondo fallo personale. Giocatori molto nervosi, data evidentemente la posta in palio. Per il Conegliano sarebbe il passaggio del turno, per Caorle la eventuale gara 3 a Conegliano. Movimento sotto canestro non riuscito da parte di Deste. Luca, siamo a 5,40 dalla fine del terzo quarto, sempre 3 le distanze, le lunghezze tra Caorle e Conegliano. Movimento in post di Turn che perde però palla. Lenticeova in area, smista, arriva la palla a Michelin e un tiro da 3 sbagliato. Riprende però un po' troppo liberamente Michelin. In questo caso palla persa per fortuna da Conegliano, perché Michelin ha calpestato la linea. In questo caso i giocatori del Caorle un po' troppo fermi. Esce Turn, gruppo Smell Basket Caorle, ed entra Parisati col numero 11. Conegliano escono il numero 6, Ronca il numero 4, Deste. Escono invece Ronca ed Este per la Vigor Conegliano. Ed entrano con il 5 Casagrande e con il 13 Solfa, probabilmente Solfa Matteo. Riprende la partita, è rientrato nel frattempo anche De Marchi con una vistosa medicazione alla base del gomito destro. Altro passaggio molto rischioso del Caorle, palla sotto non ricevuta bene da Parisati. Altro fallo in attacco chiamato a Parisati. Terzo personale, chiamata discutibile, anche la panchina del Caorle manifesta la sua perplessità. Tripla di Riccardo Truccolo annullata per un blocco irregolare di Parisati dopo l'end-off. Casagrande riceve la palla, la smista al numero 12 Tintinaglia che prova il tiro a segno, tiro da 2. Si muove il punteggio, 49 Conegliano, 44 Caorle. Tiro da 3 di Toffolo, a segno! Bomba fondamentale per i nostri ragazzi. 4-7 Sbeccaule, 4-9. C'è un cambio adesso per il Caorle, molto probabilmente esce Parisati che aveva 4 falli, ha 4 falli ed entra Paoletto. Solfa, entra Bosco. Mentre per il Conegliano esce Solfa ed entra Bosco. Grande tripla di Nick Toffolo, specialista dal largo dei 3 punti. Palla sotto per Lenticeo che prova il movimento in post basso.
serie di finte su Truccolo e invece chiamata arbitrale, passi di Lenticeo, fase in questo momento delicata per la Vigor Conegliano, che sembra essersi un po' fermata. A 4 dalla fine del terzo quarto, Caorle ancora sotto di 2, 47-49. Toffolo chiama lo schema. Serie di blocchi sotto canestro, De Marchi si libera, riceve, prova il movimento, 2 punti di Jacopo De Marchi e Caorle impatta a quota 49. Grande penetrazione di Dema, va dentro con la moto, subisce fallo e andrà in lunetta per il libero supplementare. Coach Fuser della Vigor Conegliano chiaramente chiama time out per parlarci sopra. Conegliano che ha visto eroso tutto il vantaggio con il tiro addizionale ancora da effettuarsi per De Marchi. Quando riesce a leggere il cartello di gerarca vicino e contro le lentiggini del computer. Quando danza classica Belli. Caorle che rientra in campo con il 30 Truccolo, il 9 De Marchi che va in lunetta, il 17 Paoletto, il 22 Tronchin, il 7 Toffolo. Conegliano rientra con il numero 10 Michelin, il numero 5 Casagrande, il numero 16 Lenticeo, il numero 14 Bosco Alberto. Tiro libero effettuato e segnato da De Marchi. Mancava il numero 12 per Conegliano, Tintinaglia. Caorle che opera il sorpasso a 3,38 dalla fine, 50-49. Lenticeo chiama il blocco di Bosco, prova il tiro da 2, non va. Rimbalzo offensivo di Tintinaglia, non va il tiro di rimbalzo di Paoletto. De Marchi predica calma e chiama lo schema. Si libera Truccolo per il tiro da 3 che non va. Rimbalzo di Tintinaglia. Fase di nuovo concitata della partita. Michelin finta il tiro, entra per Casagrande che elude i due giocatori del Caorle. Tiro da 3 di Tintinaglia a segno. Tintinaglia, 3 punti. Gran bomba questa di Tintinaglia, va detto. Conegliano che ritorna sopra di 2 a 2,45 dalla fine. Sì, un grande tiratore Tintinaglia, 10,1 punti di media per lui in campionato e 11,5 nelle 2 gare disputate nella prima fase contro il BVO Gruppo SME. 30 da Gruppo SME Caorle, ricadotto con il terzo fallo personale. Chiamata arbitrale che porta al terzo fallo pesante, questo di Truccolo, non gradito dal pubblico. A sua volta fallo in attacco sullo stesso metro arbitrale, quindi del numero 10 Michelin Matteo al secondo personale. Ovviamente fallo in attacco chiamato per il Caorle, stesso metro chiamato poi per Conegliano. Situazione falli vede entrambe le squadre in bonus. Palla persa però purtroppo dal Caorle, ripresa da Michelin per Tintinaglia. Attenzione, fallo di Toffolo. Animi che si scaldano. Sembrava aver simulato in precedenza Tintinaglia, poi storie tese con Toffolo.
dalla nostra postazione non si riesce a capire se fosse effettivamente una simulazione o se sia avvenuto un contatto con il numero 7 del Caorle, che ora viene sostituito da un Caorlotto Doc, il leone di Caorle, Edoardo Battiston. Toffolo al secondo personale, entra Battiston al suo posto. Squadre che devono mantenere i nervi saldi. La partita è ancora lunga, mancano 2:14 dalla fine del terzo quarto. Tintinaglia in lunetta, primo libero a segno. Secondo libero a segno Conegliano 54, Caorle 50, a 2:12 dalla fine del terzo quarto. De Marchi riceve la palla, prova l'entrata, Casagrande però riesce a rubargli la palla. Mani veloci per Casagrande e un'altra tripla di Tintinaglia, che in questo momento è veramente caldo per gli ospiti. Tintinaglia decisamente sugli scudi, Conegliano che allunga a +7, tripla di Truccolo non va, rimbalzo offensivo di Tronchin, tiro da 3 di Truccolo ancora a segno su assist di Tronchin, bomba fondamentale del funambolico numero 30 del Caorle. Tripla pazza di Truccolo che risponde a Tintinaglia con la stessa moneta, -4. Casagrande riceve palla e prova l'entrata, finta il tiro, palla sotto per Lenticeo che trova libero, colpevolmente libero Bosco, perso dai giocatori caorlotti. Conegliano che ha 56 dalla fine del terzo è a +6, tiro da 3 di Truccolo, ancora a segno Riccardo Truccolo su assist di Battiston e Truccolo si è acceso. Due bombe di fondamentale importanza per i nostri ragazzi del gruppo SME Basket Caorle. A sua volta Lenticeo con il tiro da 3 che non va e De Marchi prende rimbalzo difensivo. Marcato faccia a faccia in questo momento il nostro numero 30. Partita adesso che si fa più fisica. Tintinaglia al fallo al secondo personale subito da Paoletto che va in lunetta. Esce un ottimo Tronchin, autore di un'ottima partita fino adesso, va detto, ed entra il numero 14 Turni Ignacio per il gruppo SME Basket Caorle. Ben detto Ruggero, grande partita per il momento, molto solido come al solito in fase difensiva il nostro Giacomo Jack Tronchin. Si ripete il libero per invasione, probabilmente da parte di Bosco. Dai Luca. E questa volta va a segno. 2 su 2 per Luca e Caorle ancora lì a una lunghezza, solamente una lunghezza. Forza ragazzi, forza Caorle. Conegliano però che non ci sta, Tintinaglia riprova il tiro da 3 e un'altra bomba per Tintinaglia. Truccolo prova il tiro da 3, poco ci manca. Grande prova di Tintinaglia. Sì, gran canestro di Tintinaglia dopo lo step back, mette un'altra tripla. Forza ragazzi, la partita è ancora lunga. Ultimo quarto. 11. Terzo quarto che quindi si è concluso con la Vigor Conegliano ancora avanti 62
contro i 58 punti del gruppo SME Basket Caorle. Terzo quarto che si è sostanzialmente rivelato pari, diciamo, per così dire. Ha visto il Caorle prima venire avanti e operare un sorpasso e poi il Conegliano a sua volta a risorpassare il Caorle. Squadre che si ripresentano con i seguenti quintetti: per il Caorle con il numero 4 Matteo Rubin, con il numero 9 Jacopo De Marchi, con il numero 30 Riccardo Truccolo, con il numero 14 Turno Ignazio, con il numero 24 Battistone Edoardo, Conegliano che si presenta a sua volta con il Casagrande Marco, numero 5 Tintinaglia Tommaso, numero 12 Luca Lenticeo 16, Bosco Alberto con 14, Michelin Matteo con 10. Nel frattempo 2 punti del capitano Matteo Rubin per il Caorle che portano il Caorle a 60. Lenticeo porta a sua volta il Conegliano a 64, quindi distanze ristabilite a 9,13 dalla fine del quarto. Bel movimento qui con lo spin move di Lenticeo, che nella prima fase ha giocato solamente la partita di ritorno e ha fatto 3 punti in quell'occasione. Altra palla persa sanguinosa da parte di Edo Battiston, che aveva servito De Marchi libero nell'angolo, però calpestando la linea di fondo. Casagrande che riceve palla, chiama lo schema, i giocatori si dispongono, serie di blocchi. Bosco colpevolmente lasciato libero. De Marchi mostra la sua disapprovazione e Conegliano che allunga. Amnesia difensiva qui della squadra di casa e fallo in attacco, se non ho visto male, del capitano, il numero 4, per smarcarsi, per uscire dai blocchi. Esce il numero 24 Battistone ed entra Parisatti. Arbitri giustamente molto fiscali, molto attenti ai movimenti sotto canestro. Dovrebbe essere fallo di Rubin. Secondo fallo personale di Matteo Rubin per il Caorle. Fallo del numero 4. Pardon, il terzo fallo personale. Il terzo fallo personale. Tecnico chiamato presumibilmente alla panchina del Caorle, non si sa bene se al coach Alberto Zorzi o a qualche componente della panchina. Tiro libero però non sfruttato da parte di Casagrande, quindi punteggio che rimane 66 per Conegliano, 60 per Caorle a 8,20 dal termine della partita.
Centinaglia, una serie di finte e bomba che questa volta non va. Bisogna un attimo asciugare il campo. Attacco questo che può essere molto importante per Conegliano, perché potrebbe andare anche a +9. Michelin chiama uno schema, Centinaglia esce e ripassa la palla. Tiro da 3 del numero 10 Michelin, a segno. 3 punti Matteo Michelin. Ed il Conegliano che si riporta a +9 a 7,50 dalla fine. De Marchi sotto per turn. Super movimento sotto canestro di Ignacio. Movimento giordaniano di Ignacio Turn, raddoppiato, ma scova il buco sul fondo, batte 2 difensori e appoggia per altri 2 punti con la sua preferita, la mano sinistra. Esatto, Gianmarco. Adesso Lenticeo con la palla, prova l'entrata su Parisatti, non va. Parisatti di forza si prende il rimbalzo e palla. Caorle che vuole in attacco, però brutta palla persa di De Marchi che butta letteralmente via la palla. Tiro da 3 di Lenticeo, sbagliato, ed è palla di Caorle. Si prospetta un cambio per la Vigor Conegliano, esce il 16 Lenticeo, entra il 17 Bariviera. Con il brivido qui, un po' di fretta in questa palla persa di De Marchi, ma poi ci grazia Lenticeo sbagliando la tripla tutto solo dalla posizione di ala destra. Truccolo prova il tiro da 3 dopo essersi liberato, palla che però non va. Per fortuna del Caorle, Conegliano perde palla perché calpestata la linea di fondo, quindi in attacco ancora il Caorle con 8 secondi al termine dell'azione. Parisatti riceve la palla, riceve De Marchi a sua volta, prova l'entrata. I giocatori del Conegliano, Bariviera chiama palla, ma l'arbitro ovviamente non è d'accordo, quindi fallo di Bariviera. Della Vigor Conegliano, Alberto Bariviera. De Marchi in lunetta per 2 liberi a 6,37 dalla fine. Nel smackdown il Truccolo, entra Toffolo. Coach Zorzi manda Truccolo a recuperare un po' in panchina, speso tanto il numero 30 Caorlotto. Primo libero che non va purtroppo, forza Jacopo. L'arbitro giustamente richiama un attimo i giocatori in campo. Secondo libero a segno, Caorle che si riporta sotto a 6 punti a Conegliano, 63-69. Situazione falli 2 per il Caorle, 1 per la Vigor Conegliano. Bosco al tiro da 3 a segno. 3 punti Alberto Bosco. 72-63. E questa è una bomba che fa male a Caorle. Tiro da 3 di Rubin che elude l'intervento di Centinaglia. Matteone Rubin per una bomba importantissima. Lasciatemi dire, ma che movimento del capitano, finta di tiro, palleggio sinistra, step back, 3 punti. Forza Caorle, non è ancora finita. Turn
al terzo fallo personale. Ignacio non deve uscire dalla partita, rimani concentrato. Palla ricevuta da Michelin, Tintinaglia finta, si sposta al centro, prova l'entrata, palla sotto per Boscolo, bella azione della Vigor Conegliano. Bella palla qui di Tintinaglia, probabilmente Parisatti si è lasciato battere perché a 4 falli non voleva rischiare di uscire anzitempo dal match. Tiro da 3 di Rubin che quasi va di tabella, rimbalzo poi preso da Casagrande. Tiro da 3 di Tintinaglia, rimbalzo offensivo, bel rimbalzo preso da Michelin. Toffolo fa un fallo e siamo al terzo presumibilmente personale. Partita solida anche del numero 10 degli ospiti. Forza ragazzi, è ancora lunga. 4,57 da giocare. Terzo fallo personale. Secondo time out chiamato da coach Zorzi. Michelin e Lunetta per la Vigor Conegliano. Numero 10 con il primo libero che non va. Michelin al secondo libero segnato. 1 su 2 Conegliano, Vigor Conegliano a 75, Caorle a 66 a 4,50 dalla fine della partita. I locali hanno 4 falli, mentre gli ospiti solamente 1. Arriva il quinto fallo in attacco. Fallo di Parisatti al quinto personale e quindi deve abbandonare il campo. Arbitri, va detto, molto fiscali con i contatti sotto canestro e con i blocchi. Rientra in campo Mazzarotto. Gli arbitri chiamano un attimo. Giustamente era stato chiamato Tronchin, poi Mazzarotto, ma l'arbitro ha richiamato il fatto appunto che dovesse essere Tronchin il giocatore a entrare in campo. Mazzarotto è già pronto sul cubo del cambio. Casagrande si butta, diciamo così. Tiro da 3 di Michelin che non va. De Marchi scivola su probabilmente la chiazza di sudore lasciata precedentemente da Casagrande. Arbitri. Tiro da 3 di Bariviera non chiamato. Turni che lascia andare la palla e arbitri che un po' in ritardo. Ha detto, chiamano, l'ha detto per pulire il campo, per asciugare il campo, più che altro perché appunto il numero 9 del Caorle poteva farsi male.
Sì, pericoloso il parquet bagnato, confermo, e anche gli adesivi. Abbiamo visto anche nella massima serie più di qualche infortunato a causa di questi scivoloni. Gruppo SME in bonus con 5 falli, mentre la Vigor Conegliano a 4 minuti dalla fine ha solo un fallo. Bomba non va di Truccolo, Michelin rischia la simulazione. Truccolo va detto che non ha nascosto i gomiti. Palla recuperata da Rubin e fallo di Bariviera che provava a intercettare la palla ma prendendo le mani di Mazzarotto. Grande difesa ancora una volta di Matteo Rubin, un'altra palla recuperata per lui, ma la situazione falli vede sicuramente avvantaggiata la squadra ospite. Solo il secondo fallo per Conegliano a 3:33 da giocare. Altra sanguinosa palla persa, coach Zorzi che chiama presumibilmente la difesa zona. Dovrebbe essere una 3-2, zona poi molto mobile. Bosco riceve palla sotto canestro, prova il tiro contestato ma fallosamente, dice l'arbitro. Sì, dici bene Ruggero, difesa zona. Scelta tattica qui di coach Zorzi per cercare di recuperare i 9 punti di divario. Bosco che porta nuovamente Conegliano avanti di 10. Dalla lunetta per Più 11 per Conegliano, 77-66 a 3:12 dalla fine della partita. Truccolo col tiro da 3 sbagliato, ampiamente fuori, ma rimbalzo offensivo di Mazzarotto. Tira fuori la palla De Marchi, poi il tiro da 3 non va. Fallo di Truccolo che riceve poi un tecnico e dovrebbe essere il quinto fallo per Truccolo, avendo l'arbitro dato il fallo e successivamente il tecnico. C'è un momento però pazzesco quello che è successo. Se non ho visto male, il numero 14 di Conegliano si è lanciato addosso al nostro numero 30 dopo il fischio, dopo che era già stato punito dal fischio degli arbitri. Da qui la reazione di Truccolo, che è stato punito nuovamente probabilmente con un fallo tecnico. Ora non capiamo, attendiamo la decisione degli arbitri. E allora quarto fallo intanto, forse antisportivo, no, tecnico, quindi quinto fallo per Truccolo che ahimè deve lasciare la partita. Toffolo entra ovviamente al posto di Riccardo Truccolo. Momento molto concitato della partita, l'arbitro viene richiamato dagli ufficiali di campo. Non so cosa ne pensi tu Gianmarco, il fallo probabilmente c'era. Il tecnico sinceramente secondo me no. Non ho capito la scelta degli arbitri, la reazione sembrava sacrosanta dato il contatto subito dopo il fischio. Non ho neanche capito la fuga di Riccardo, probabilmente è stato espulso, quindi un'espulsione.
in lunetta Tintinaglia, classe 2000, ottimo giocatore. Primo libero non assegno. Arbitri che spiegano il momento appena passato, le decisioni appena prese ai giocatori del Caorle, non convinti delle chiamate. Parisatti in panchina molto agitato, giustamente. Secondo libero assegno. Conegliano che aumenta il vantaggio a 78, quindi 12 lunghezze su Caorle a 2,56 dalla fine della partita. Altro libero assegno da parte di Tintinaglia. Credo di poter dire top scorer della partita. Sì, ora non abbiamo i tabellini, ma sicuramente il miglior realizzatore dei suoi. Entrata di De Marchi sbagliata, rimbalzo offensivo, poi però non a sua volta ha segnato il tiro da Mazzarotto. Conegliano che ora gioca con il cronometro. Sì, Ruggero, ora Conegliano cercherà di gestire la partita. Si affievoliscono le speranze del gruppo SME, che viene graziato, però in questo momento sbaglia l'appoggio il numero 14. Tiro da 3 di Rubin che non va, rimbalzo di Michelin. In precedenza Boscolo ha sbagliato un comodo lay-up da sotto libero. Vedo Mattia Dose, un giovane del gruppo SME, nel gruppo dei cambi, potrebbe essere la definitiva bandiera bianca di Coach Zorzi e dei suoi. Un applauso per il capitano Matteo Rubin che esce ed entra in campo con il numero 19 Dose Mattia, classe 2004. Michelin a segno con il primo libero, Conegliano che adesso si porta a 14 lunghezze. E dovrebbe, se non mi sbaglio, toccare il nuovo vantaggio, il massimo vantaggio a 15 lunghezze, quindi 81 Conegliano, 66 Caorle a 1,50 dalla fine. Mazzarotto in entrata non va, contesa, palla contesa e palla dovrebbe essere della Vigor Conegliano. Tintinaglia passa la palla a Michelin. Tintinaglia riceve ancora la palla, finta il tiro, palla per Casagrande, palla sotto per Michelin. Ora Conegliano che gioca sul velluto, fallo dovrebbe essere del numero 0 Mazzarotto al quarto personale. Sì, meno di 90 secondi da giocare, punteggio recita meno 15 per il gruppo SME e 2 tiri liberi per il numero 10 della formazione ospite. Libero non assegno da parte di Michelin. Secondo libero anche non assegno, rimbalzo preso da Turn. Tofolo porta sulla palla, De Marchi al tiro, la bomba non va, Mazzarotto fa un fallo, è il quinto personale anche per lui. Sì, la situazione falli non ci ha agevolato fin dai primissimi minuti e sono 3 ora i nostri giocatori usciti per somma di falli. Entra un altro classe nel 2004 nelle file del gruppo SME Basket Caorle e precisamente Martin Giacomo.
Si può dire chiusa qui la stagione del gruppo SME Caorle, con molto rammarico, una stagione iniziata non nei migliori dei modi, con più di qualche difficoltà, ma poi soprattutto alla fine della prima fase e per tutta la seconda fase ci siamo dimostrati una delle più importanti e in formazione del campionato. Purtroppo però la corsa finisce oggi giovedì 12 maggio. Tintinaglia ora lascia il campo dopo aver suggellato un nuovo massimo vantaggio per la Vigor Conegliano a 83 contro i 66 punti del Caorle, a 1,17 dalla fine. Ci sono di cambi, entra nella Vigor Conegliano il numero 11 Marsura Luca, il capitano. Palla persa da Dose, recuperata da Michelin. Hai detto bene Gianmarco, una stagione per il gruppo SME non è iniziata benissimo, raddrizzata con il sudore e con la fatica poi nel corso del campionato. In compenso penso di poter dire che si voleva ovviamente come sempre passare il turno, ma Caorle non ha lesinato e ha deposto le armi, come dire, senza risparmiarsi, quindi va fatto un plauso a tutti. Tiro da 2 di Dose a segno, e questa è una nota lieta nella serata meno lieta per il Caorle. 2 punti di Dose. Vanno fatti i complimenti alla Vigor Conegliano che si è imposta, si sta imponendo sul nostro campo. Tiro da 3 adesso sbagliato di Michelin, stoppata di Toffolo. Senza pietà qui Nick Toffo contro l'under degli avversari. Esattamente su Rinaldi Lorenzo, un altro 2004. I coach si scambiano i complimenti, gli abbracci, la partita è ormai al termine, mancano 7 secondi. Conegliano vince la serie in gara 2 a Caorle al Palamare Walter Vicentini per 83-68. Possiamo dire che è stata una vittoria meritata. Attenzione, intanto tensione tra parisati e giocatori del Conegliano a fine partita. Brutte scene da vedere in un campo da basket. Dispiace comunque, facciamo i nostri complimenti a Conegliano, autore di una super stagione, soprattutto nella prima fase, e facciamo in bocca al lupo per il proseguio del campionato. Momento un po' delicato, ma si è risolto tutto. Rinnovo i complimenti alla Vigor Conegliano, un plauso ai nostri ragazzi, al gruppo SME Basket Caorle, un grande applauso. Facciamo i complimenti nonostante la sconfitta, ma comunque alla società nella persona del presidente Massimo Corbetta e poi tutti a seguire. I giocatori si ritrovano al centro del campo. Un saluto da parte del sottoscritto Ruggero Tuffoletto e Gianmarco Tonessia.